E questo che sarebbe? Oh, mamma mia, lo abbiamo detto poco fa. Il sistema per evitare le bucature alle gomme delle automobili. Quale? Guarda. Qua. Voi dove guardate? Ah, qua, sì, qua. Qua. Bellissima. No. Scusate, ingegnere. Bellissimo. Sicuro? Simò. Voi avete detto sì, ma. No. Bellissimo, il disegno. Certo, il disegno qua. bellissimo, certo. E a che serve? Mamma mia. È il sistema per evitare le bucature alle gomme delle automobili. Ah, sì. È la terza volta che lo diciamo. Sì. Dunque, io lo vorrei chiamare il parapanna a buco. A buco? Sì, perché si presta a spiegare la funzione, poi resta impresso per il lancio, per la reclame, parapanna a buco. Certo. Oh, ma come funziona? Bravo. Questa è una domanda pertinente e precisa. Ecco qua, vedete, Sì. accanto alle ruote, ai due lati dell'asse. Dell'asse. A e B. A e B, Sì, come sì, vedete che lui ha fatto il disegno. Dunque, vengono applicate due forcine, con alla punta due spazzole come se fossero due scope, non di saggina, per carità. No. Ma di fili di acciaio temperati, forti, capito? sì. In modo che quando l'automobile si mette in moto, mediante un meccanismo che funziona con la messa in moto stessa, Certo. le due scope, diciamo, si muovono Così. in modo che se sulla strada si trova, non so, un collo di bottiglia, un pezzo di vetro, un chiodo, voglio dire, qualunque cosa, viene immediatamente spazzato via. Dunque. E a che serve? Questo non ci andisse proprio. Ve lo credo. Cadda sentì, li guarda la signorina là che non tiene faccende in casa, non avete faccende, è vero? Don Gennaro, ma con me non c'è niente da fare. E poi io sono innamorata di voi e non farei certamente il cambio. Hai capito? Non ce n'hai, voi fate queste conquiste. Vedete che la signorina scherza. No, io dico seriamente. E quando siamo a questo vi dico che Don Gennaro mi fa soffrire perché non mi ha mai voluto dare un bacio. Don Gennaro, e sta bene a far soffrire una ragazza come quella, poi. È uno scherzo, quello pure mia moglie lo sa. E alle volte di pomeriggio ci riuniamo qua sul terrazzo, si scherzi, due fidanzati e serenate e cose. È uno scherzo. Se mo la signorina volesse fare seriamente. Su, coraggio, andiamo, io faccio seriamente. Datemi un bacio. Ma Don Gennaro, ma che aspettate? Ci volesse una scalella. Una scalella? Ma scalelli, quella la finestra è bassa, sta la sede là vicino, ci va la scalella. Andiamo, salite su che io sto morendo. Ma salite! Pizzerega, Isaglio, veramente. E quando? Don Gennaro, e non vi perdete l'occasione, che una volta si cambia. Che si vede una concetta. Farammo noi una mano. Ma qua male, che esco dall'ospedale, ma state scherzando? Ecco qua. Arriva il conquistatore. Poi, casa, a sei. Quando sta roba? Ci penso io. Dammela una mano, dammela una mano. È meglio. Ma voi veramente credete che sono malati? Ecco qua, via, si sale immediatamente. Una roglia. Vabbè, 1, 2. io arrivo dopo voglia. 1, 2. Fatto buono, va, piccerista. Don Gennaro, Arruiate, faccio io la guardia. Don Gennaro, salite su, andiamo. Io salgo veramente. Don Gennaro. Non voglio responsabilità. Ecco qua. Sentiamo. Io salgo. Eccoci E non ne parliamo più. Ecco qua. Bravo, Don Gennaro. Un altro bacio. Ancora sì, un altro bacio. Un bacio. Don Gennaro, un altro bacio. Ecco. Bravo, un altro. Un altro bacio. Un altro, Don Gennaro. Non c'è due senza tre. Ecco qua. Ecco. Bravo! Eccoci qua. Bella creatura. Questa qua è questa è la mia preferita. Concetto, già, la signorina ha voluto un bacio, un altro Un bacio. altro. Bravo, Don Gennaro. Un altro.
beh, ce l'avete voluto voi. Che sta?